Credo che ormai possiamo dire che ci siamo vicini, le procedure sono avviate, per cui è veramente solo un discorso di tempistica pratica per quelle che sono le procedure di assegnazione dell'appalto. Velodromo di Lovadina pronto per l'autunno 2027, non un miraggio ma una convinzione solida, avvalorata dal sopralluogo effettuato nel sito dal presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale David Lapartien insieme al presidente della Federazione Italiana Cordiano Dagnoni, al segretario Marcello Tolu e al sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. A breve, una volta revisionato il progetto, Federciclismo procederà agli appalti per la costruzione e la gestione dell'impianto, così da far ripartire il cantiere per l'inizio del 2026. Oggi questo sopralluogo è stato molto importante anche per mettere in condizione il presidente Lapartien di vedere coi suoi occhi quella che è la situazione già di base, quello che è il nostro auspicio di poter avere anche l'assegnazione del Grande Mondiale nel 2031 in Trentino, per il quale questo impianto, questo velodromo sarà sede appunto delle gare su pista. Struttura da 2500 posti a sedere, ampi parcheggi, impianto fotovoltaico in grado di soddisfare il 30% del fabbisogno energetico. Una volta realizzato, il velodromo trevigiano potrebbe essere dunque determinante nell'assegnazione dei mondiali, nella sfida che vede contrapposte Provincia Autonoma di Trento e Svizzera. La decisione sarà presa in settembre. Noi speriamo che nella scelta dell'UCI sia fondamentale la costruzione di questo nuovo velodromo.